Grande successo di partecipazione per l'8ª edizione di Sora in Rosa, la kermesse organizzata dal Comune di Sora con la direzione artistica dell'Associazione Culturale No Profit Iniziativa Donne. Sora in Rosa è un grande contenitore di eventi che nell'edizione 2018 ha inondato il centro storico della città volsca con musica, spettacoli, moda, ma anche prevenzione, arte e cultura. Una serata di vero divertimento con tante sorprese che hanno coinvolto i tantissimi partecipanti all'iniziativa, che ogni anno cresce sempre di più. Ospite d'eccezione di Sora in Rosa la grande attrice del cinema e della televisione Giuliana Desio, che è stata accompagnata in città dal presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Luigi Vacana, che quest'anno in sinergia con l'amministrazione comunale ha sostenuto diverse iniziative con la kermesse Ciociaria, Sapere, Sapori e Suoni. Sora è la città di Desica e il territorio in questi giorni è ricco di iniziative che la provincia ha sposato, come l'8ª edizione di Sora in Rosa. La presenza di Giuliana Desio è la testimonianza autentica di come la nostra provincia, anche intesa in senso fisico, come il nostro ente sia assolutamente vivo e attivo. Una presenza importante quella della Desio, un'8ª edizione davvero bella, quindi complimenti agli organizzatori. La provincia è stata al loro fianco, al fianco del comune, con un'ennesima testimonianza autentica di una vicinanza concreta. Abbiamo qui ospite oggi nella nostra città in occasione di un evento che è la kermesse Sora in Rosa, che mette al centro la figura femminile, e quindi chi meglio di Giuliana Desio, attrice a tutto tondo, che ha saputo fornire splendide prove artistiche per promuovere questa iniziativa. La città di Sora è onorata di accogliere Giuliana Desio e di continuare nel solco di una tradizione che vede anche questa edizione di Sora in Rosa essere davvero all'altezza della nostra bellezza della città. L'attrice è stata intervistata dalla giornalista Ilaria Paulisso sul palco di Piazza Maier Ross, dove ha raccontato ai tanti presenti la sua carriera artistica, che ha preso avvio proprio nel territorio sorano, dove a soli 17 anni ha girato il primo film. Sono venuta proprio qui, ci sono rimasta un mesetto a girare il mio primissimo film, perché avevo 17 anni, che era un film con Lando Buzzanca, che è stato girato tutto qui. E adesso poco fa mi avete anche fatto vedere delle belle scene del film, delle belle fotografie, però adesso uscirò di qui e andrò a fare un giretto per Sora per rivederla, perché non me la ricordo più, non c'ero mai più tornata da allora. Un grande lavoro per l'Associazione Iniziativa Donne, ripagato però dal grande successo che anche questa 8ª edizione ha riscosso. Sì, un'ottava edizione sicuramente unica. Ringraziamo il Comune di Sora e la provincia di Frosinone per aver sposato l'iniziativa, e ringraziamo l'attrice per aver preso parte alla kermesse, che sicuramente è importante a livello provinciale e non solo.